Grazie. La cosa più bella è che la prossima volta ci sto anch'io di là. Ma voi non avete idea della responsabilità che c'è a stare di qua, perché a criticare si fa subito, a risolvere i problemi non ce la faccio più. Vi racconto una critica. Mi è stato detto di prendere un po' di tempo, capisci a me? No, c'ho da dire, però vi voglio raccontare sta cosa. Quando ero magistrato, voi sapete, i magistrati alla fine dell'anno vanno valutati per il lavoro che fanno. E come fai a valutare il lavoro di un magistrato? Quante cause ha fatto? Se fa prestati. C'è stato un paio d'anni che io e i miei colleghi abbiamo fatto una. Per cui alla fine dell'anno, mani pulite, alla fine dell'anno siamo risultati sotto la graduatoria, quindi siamo stati deferiti al Consiglio giudiziario. Dice, oh, ma voi non lavorate per niente, avete fatto manca una causa. Io me la so cavato perché non ero l'ultimo, ero il penultimo, perché una mattina mi trovavo verso le 5:30, 6:15 lì a lavorare. Era arrivato uno che hanno portato un drogato che però non volevano portarlo a San Vittorio, che era disperato. Allora ho fatto 2 cause e ho fregato il mio collega. Allora andiamo, cosa volevo dire? Qual è la morale della favola? Lavorare, bisogna vedere, diciamo così, come si fa, con quali impegni si fa, con quale buona volontà. Dopodiché io in questi giorni ho detto che qualche errore l'ho fatto, permettetemi però l'ultimo giorno di dire che sono orgoglioso di quel che ho fatto. Perché per l'amore di Dio non sbaglia mai chi non lavora mai. Questa idea, se potessimo sapere prima quel che avviene dopo, ma l'istituto del divorzio mica ci stava. Ma chi è quello scemo che si... Allora, andiamo con ordine. Che succede, mo? Dobbiamo riconoscere una cosa. Cioè, per l'amore di Dio, ci sarà stato qualcuno che nel mettere il numero di telefono abbiamo scritto 3 al posto dell'8. Ci sarà stato qualcuno che invece di scrivere Di Pietro hanno scritto De Pietro. Ci può stare, quando si lavora con la macchina, col computer, il computer è la macchina più stupida che c'è, ma anche la più razionale. Dipende, ecco, può capitare quindi, ma non è la macchina che sbaglia, può capitare. Quindi che ci sia stato qualche errore, mi auguro che non se ne faccia un dramma e che domani venga fuori che ci stia uno non è riuscito a votare o che uno il suo telefono era sbagliato, magari ce l'ha comunicato sbagliato. Ripeto, proprio un'oretta fa ne abbiamo risolto uno perché era arrabbiatissimo e non riusciva a votare, poi abbiamo scoperto che il telefono era a nome della moglie che aveva già votato direttamente col telefonino suo e quindi con un telefono si può fare un voto solo, non è che ne puoi fare 2, perché altrimenti ognuno ne poteva quando ne faceva. Cosa ho voluto dire con questo? Che io credo che oggi abbiamo fatto un esperimento di democrazia diretta e partecipata di cui vedrete che un domani ci prenderanno ad esempio. Dire la verità, in questi anni anche su tanti fatti politici ci stanno prendendo ad esempio, anche se non lo vogliono dire. Anche se non lo vogliono dire. Perché da buon contadino, scarpe larghe e cervello fino cerchiamo di portarci avanti. Qui però il merito non è del contadino, ma di un ragazzo, che io non so se è qui, ma che voglio ringraziare. Un ragazzo che smanetta talmente bene che è colui che si occupa per conto del Ministero dell'Interno dei sistemi informatici dell'Ufficio Quarto, cioè colui che sta dentro il Ministero dell'Interno, ed è un iscritto dell'Italia Valori da 6 anni. E quel che avete visto è frutto di un'attività e un impegno a nostro favore di cui gli dobbiamo dare atto. Certo, è la prima volta. In genere, quando si lancia un prodotto, si fanno le prove. Ma come si fa a fare una prova del genere? Quindi abbiamo dovuto fare dal vivo, immediatamente. Questa mattina stessa, alle 8:15, abbiamo dovuto risolvere l'ultimo problema. Però io credo che
E di questo sono orgoglioso. È riuscita. Voi provate a vedere, non so, appena sarà possibile, voi vedrete che i risultati sì, adesso apparirà anche su 14.145, su 8.000 persone circa hanno votato, 7.600. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire, man mano che hanno votato, noi sapevamo direttamente da dove veniva il voto, ma senza sapere chi votava. Noi oggi né io né alcuno, nemmeno chi ha fatto questo programma, sa chi ha votato chi. Perché? Perché ogni volta che avete votato, la macchina ha scorporato automaticamente chi ha votato a chi ha votato. Quindi non si riesce a mettere insieme i nomi, con i nomi di chi ha votato a chi. È chiaro quindi che, e soprattutto qual è l'importanza di questa innovazione? Qui vedete, siamo qualche centinaia di persone, ma in tutta Italia è stato possibile votare da parte di ognuno, sia recandosi presso il seggio. Fatemi di dopo queste che più ma non mi rovino la... In tutta Italia è stato possibile votare non solo dal seggio, ma anche da casa propria, ciò che manco nelle elezioni normali sono riuscito a fare, e con un sistema di garanzia totale. La cosa più importante è che voi troverete anche tutti coloro che iscritti all'Italia dei Valori in tutto il mondo, all'estero, dall'Argentina, dalla Spagna, dal Brasile, dal Giappone, dall'Inghilterra, la Germania e così via, hanno votato anche loro tenendo conto del fuso orario. Perché una cosa è votare qui, una cosa è votare in Spagna, una cosa è votare in Argentina o in Giappone. Per cui loro hanno votato in un orario compatibile perché dovevano andare a dormire. Ma a noi lo abbiamo saputo adesso, lo stiamo sapendo adesso, anche non ancora lo sappiamo, lo dobbiamo sapere tutti insieme. Quindi, voglio dire, tutti quanti si lamentano che non vogliono più la democrazia delegata. Questa è la democrazia diretta, dove ognuno ha potuto votare. Certo, dove è stato possibile che in queste ore sono andato a votare, abbiamo il riscontro. È un riscontro importante, perché voi, come vedrete, ci sono andati oltre la metà di tutti quelli che hanno aderito all'Italia dei Valori a votare. Quindi c'è stato anche un riscontro molto, ma molto importante. Altrimenti avremmo votato 100 persone o 100 delegati, magari accordandosi qua. Invece lì ognuno ha votato come ha voluto. Questo ragazzo, io lo voglio ringraziare, ragazzo, dottore, ingegnere, Pippo, Popò, metterci tutto quello che ci vuole a fianco, Gianluca Gimigliano, che sicuramente, eccolo lì, è quello il ragazzo che sta là, che è pure giovane davvero, d'altronde queste macchine solo loro sanno com'è. Ti consiglio di andartela a registrare questa operazione qua, perché c'è il tuo futuro. È il tuo futuro. Ma abbi pazienza, quando scende lo guardi. Sta lì, sta a lavorare per noi, non può lasciare, capisci a me? Ha da finire la masciata. Allora, congresso vero, quindi. E che sia, al di là dell'aspetto tecnico, che sia stato un congresso vero, io mi sento di poterlo dire, perché qui, come avete visto, anche dalla passione, dal calore, a volte anche dalla rabbia, ma sicuramente dall'impegno, si è visto proprio qui che non c'è niente di precostituito. Cioè ognuno ha giocato la sua carta, ognuno ha cercato di trovare la sintesi, ognuno ha cercato di trovare il consenso, spiegandone le ragioni, per cui ha fatto una scelta piuttosto che un'altra. Quindi, per l'amore di Dio, se si va per definizione a voler fare una critica, si troverà sempre l'occasione. Però credo che mai come in questo momento stiamo svolgendo un congresso vero, che eleggerà un segretario vero, che non sarà, e io mi impegnerò a che non sia, l'Alfano di turno.
un congresso vero che serve per far ripartire l'Italia dei Valori, perché mai come in questo momento c'è bisogno di un'Italia dei Valori della prima ora, quella della speranza, quella che stava in mezzo alle piazze, del dialogo ai cittadini. Io mi auguro che tra le prime cose da fare qualche legge di iniziativa popolare, qualche presa di posizione diretta. Io mi auguro che al più presto. Ecco, chi vince? Io non lo so, addirittura non lo sanno neanche loro. Perché come funzionerà questa macchina? Funzionerà in questo modo, che io a un certo punto adesso, quando dirò di aprire lo schermo, si aprirà innanzitutto, e sono le 11:15, sono le 13:15 o no? Sì? 13, allora, per favore, fatemi sapere innanzitutto quante persone hanno votato, hanno finito a votare. Vediamo innanzitutto se hanno finito a votare, perché le regole era questo, che chi stava fuori si chiudeva, però qui si chiude quando la fila finisce. È finita la fila? Hanno finito? Allora, questo è le persone che sono andate a votare. Vedete? Hanno votato 7.597 persone su 14.145 aventi diritto. Hanno votato regione per regione, così come li vedete. Come vedete, l'estero è stata una delle regioni che ha votato di più in percentuale. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che qui sappiamo che in tutte le regioni è stato possibile votare. Come vedete, non abbiamo votato solo qui, abbiamo votato in tutte le regioni, anche perché non mi pare che qui ci stiamo 7.600 persone. Quindi vuol dire che è stato un congresso distribuito, seguito da migliaia di persone, in una realtà diffusa. E anche questa è una novità, poter partecipare, interagire, interloquire. Che cosa succederà adesso? Succederà che, sul piano tecnico, che a un certo punto, nessuno lo sa, neanche chi sta alla macchina, perché ha bisogno di schiacciare un tasto che gli devo dare io il via. A un certo punto qui appariranno le foto dei due candidati e apparirà, un indice per ognuno. Quando diamo il via, lui conterà nel giro, la macchina è veloce, nel giro di qualche secondo, conterà quanti voti ha preso l'uno, quanti voti ha preso l'altro, e l'asticella si alzerà e sapremo in diretta chi ha vinto. Non lo sappiamo nessuno. È chiaro? Io mi scuso con i candidati per questo pathos che ho creato loro. Però vorrei continuare, ho qualcosa da dire prima di invitare loro, vorrei continuare, se fosse possibile, avere a fianco a me i due garanti dei due candidati, perché non so se vi è chiaro come abbiamo fatto questo congresso. Ogni candidato, ognuno dei 5 candidati inizialmente, poi quando sono rimasti 2, ognuno dei 2 candidati, ha indicato un proprio garante che controllasse come voleva, dove voleva, fin quando voleva, controllasse che la regolarità del voto avvenisse. Li voglio davanti a me affinché possano dire la loro. E i garanti, sì, forse stanno ancora a controllare facendo il loro lavoro, quindi arriveranno quando vogliono. Dopodiché, che cosa succede? Succede che sul piano tecnico, come in tutte le partite, a meno che non finisce 1-1, ma come in tutte le partite vince uno, però vogliamo uscire fuori dal tecnicismo e parlare un po' di politica, parlare un po' dell'Italia dei Valori. Voglio dire, a noi non serve avere un vincitore o uno sconfitto, a noi serve avere una classe dirigente che si riconoscono in quel suo senso di squadra. È stato bello aver visto anche le 2 tifoserie che hanno parteggiato per l'uno e per l'altro, ma deve esistere una sola tesoreria, una sola tesoreria anche quella, una sola tifoseria dell'Italia dei Valori. Così andiamo anche su Striscia la Notizia, ci voleva anche questo. Grazie Striscia. Bisogna saper stare anche al gioco dei propri errori.
Allora, abbiamo bisogno, cioè, ve lo dico col cuore in mano, abbiamo bisogno che si trovi una sintesi, una collaborazione e che si passi immediatamente ad una seconda fase, guardando al futuro. Il mio augurio da militante, da iscritto all'Italia dei Valori, è quello che ci sia una collaborazione stretta fra chi si impegna a portare avanti il partito, non fra sconfitto e vincitore, perché non ci sono né sconfitti né vincitori, c'è il senso della squadra. Da militante, la prima cosa che mi auguro è che si passi anche alla fase congressuale, magari con questo modello aggiornato e anche migliorato, perché appunto a forza di farlo ci si migliora pure, nel ricostruire l'organizzazione territoriale. Io mi auguro quindi che al più presto si passi, al più presto e nei tempi previsti, evidentemente, si passi ai congressi territoriali e soprattutto ci si occupi di avere come obiettivo dove vogliamo arrivare sul piano politico e istituzionale. Il nostro impegno deve essere quello di contribuire a trovare una soluzione a quel che da alcuni anni sta bloccando il Paese. Un inciucio destra e sinistra perché non hanno la maggioranza, non hanno un elettorato sufficiente che indica tu al posto di quell'altro e alla fine invece di andare dai cittadini a richiedere il voto si mettono d'accordo fra di loro per fare gli inciuci più squallidi che noi non condividiamo assolutamente. Allora il nostro impegno è quello di ritornare, deve essere quello di ritornare ad essere una forza politica necessaria e sufficiente per invogliare spontaneamente, comunque spintaneamente, il centro-sinistra, a ricostruire un centro-sinistra di governo e non un centro-sinistra che si accasa col centro-destra per fare gli interessi del centro-destra. Il nostro impegno è quindi quello di vedere le prossime elezioni, già a novembre si vota in alcune regioni, le regionali, le europee, dove l'Italia dei Valori dovrà andare per rilanciare il proprio simbolo, un simbolo che, come avete visto, non avrà il nome di Pietro, ma questa deve essere l'occasione per andare, per sfruttarla proprio questa occasione, vale a dire non più affidata a una persona, ma affidata a una squadra, a un'idea, a un programma, a un progetto, a una voglia di essere presenti tutti. E allora ecco perché abbiamo lanciato anche questo concorso, l'avete visto in rete in queste ore. Chi ha da proporci qualcosa ce lo indichi, ma sarà la prossima classe dirigente che poi individuerà quel che sarà il simbolo più opportuno. Io ci sarò a fianco di tutti voi, insieme a voi, ci sarò nelle responsabilità a cui sarà chiamato. Dobbiamo quindi, oltre che passare alla riorganizzazione territoriale, anche alla ristrutturazione dei gruppi di lavoro, poi ognuno lo richiamerà come riterrà di chiamarlo. Certamente la prossima squadra dovrà essere una squadra che si dovrà mettere al lavoro da subito, perché a colui che sarà eletto segretario fra qualche secondo io consegnerò il primo documento, che è il documento che mi ha inviato ieri il presidente del Graham Watson dell'Alde, in cui ci dice grazie Italia dei Valori, quelli che state facendo, io lo traduco in italiano come so farlo io che non so l'inglese, grazie, però vi aspettiamo, è nostra intenzione realizzare un meeting dei leader di partiti dell'Alde, di cui siamo orgogliosi che ne fa parte l'Italia dei Valori, a Bruxelles il prossimo 19 dicembre 2013. Quindi il primo impegno sarà quello di andare a rappresentare il nostro partito in quel consesso internazionale con la nostra classe dirigente. E questo io non gli ho risposto perché mi sembrava scortese, come è arrivato ieri, non gli ho risposto perché mi sembrava scortese farlo io, è la prima cosa che do a lui. E allora, se i candidati ci sono, i garanti ci sono, venga, prego, loro sono le persone che hanno seguito passo passo
nei limiti in cui è stato possibile, sono stati indicati dai candidati, insieme a loro c'erano altri garanti indicati dagli altri candidati che, se ci sono, non abbiamo nessuna difficoltà a farli anche conoscere, perché c'erano, hanno partecipato ed è bella ed è una festa, ma io credo che, come si dice quando ci si sposa, il sacerdote vi domanda: se avete qualcosa da dire che non andate bene, ditelo adesso, mai più. Il silenzio ha senso, mi pare che... Ecco. Allora, è bene che ci sono, in quest'ottica. Li voglio ringraziare. Dove sta Agostinelli? Eccolo qui. Agostinelli è un caso particolare, perché... No, ve lo devo raccontare. È uno che arriva una mattina, io sono il garante di Scalera. Dico, ma non ti abbiamo mai visto? E infatti io non mi sono proprio iscritto all'Italia Valori, non ci penso proprio. Ha passato un giorno, si è presentato l'altro giorno, con questi 10 euro. Che vuoi? Ma lo sai che voi siete talmente rompi che mi piace. E si è iscritto all'Italia Valori. Non ha potuto manco votare perché si è iscritto dopo. Quindi si è iscritto... Ecco, in perfetta autonomia. Allora, ho voluto dire questo perché abbiamo cercato di fare il possibile per farlo il più trasparente possibile. Mi auguro miglioreremo ancora di più, ma questo è il risultato. Grazie, quindi, grazie del vostro impegno. Grazie. Ora ci serve, se siete d'accordo e se, come avete deciso, i candidati ci sono, non so... potete far vedere come avviene lo schermo qui voglio saperlo anch'io. Chi è il segretario qua? Schiacciate il bottone. Aspetta a schiacciare il bottone. Fammi vedere prima di schiacciare il bottone, possiamo vedere queste due cose? Allora, schiacciamo il bottone, vediamo un po' che succede. Vediamo un po' che succede. Stanno arrivando i candidati. Ma hanno deciso se tutte e due? Hanno deciso loro? Sì, ora aspettiamo un attimo i candidati. Poi state qua. Facciamo schiacciare. Okay. Mettetevi ognuno a fianco il vostro candidato. Vieni. Grazie a Dio non serve più a niente adesso la tifoseria, adesso comincia il momento delle responsabilità. Allora, come funziona? Ah, eccoli qua. Posso schiacciare sto benedetto bottone che c'ho qua o no? Vieni qua. Dopodiché, come avete deciso? Dopodiché? Ma prima deve farlo dopo. Parla solo il vincitore. Ok. Posso? Ah, là sopra, via. Dove sei? Vado? Via. Via. Scusate.
Ignazio. Dopo, no? Stiamo facendo le cose serie, no? Dopo. In bocca al lupo a Ignazio, naturalmente. Anche se Ignazio e anche se Presidente, ovviamente io non festeggio. Festeggio per il partito, festeggio per la tua elezione. E credo che usciamo da questo congresso, dal congresso a testa alta, avendo fatto, amici, quello che si doveva fare, quello che si poteva fare, non essendoci messi in comode posizioni di rendita e avendo voluto, perché questo, Ignazio, è quello che abbiamo voluto fare, offrire una proposta di innovazione, più radicale forse, sulla quale abbiamo lavorato, e non posso che ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto. I nostri garanti, Alessia, Simona, Fernanda, Daniele, Angela del mio ufficio, che oltre a tutto il lavoro istituzionale hanno mandato avanti la campagna congressuale, le oltre 500 persone che con un passaparola spontaneamente a inizio maggio hanno aderito alla mozione, i comitati di sostegno che si sono dati tanto da fare, con tutte le loro iniziative, e soprattutto Antonio Borghesi, Matteo Castellarin, Nicola Scalera, che con tanta facilità hanno voluto mettere le loro forze nel nostro 30%. Siamo il 30% di questo partito. Sarò, credo, anzi sicuramente, l'unico membro di questa mozione, a doppio titolo peraltro, anche come capogruppo, nella segreteria nazionale, e quindi lavoreremo insieme. Ma ci aspettiamo anche tanto. Lavoreremo insieme, ma ci aspettiamo anche tanto. Ora ascolteremo Ignazio e poi il congresso, ovviamente per noi, per tutti noi, è finito. Per certi aspetti un congresso è sempre una bella cosa. Avrei detto le stesse cose se avessi vinto, Ignazio. I problemi veri comunque sono fuori da questa sala, nello sforzo enorme che dobbiamo fare per l'Italia, per la nostra sbandata Europa, per i nostri cittadini. Facciamo che queste non siano soltanto trucchi, chiacchiere, ombre, ma che sia l'occasione per uscire di qua, come dire, all'aria aperta nella vita. Grazie. Grazie a Nicolò per il coraggio e per la dignità e la sua professionalità. Siccome è arrivata una telefonata, io ho risposto pensando che fosse il proprietario che cercava il suo telefono, invece una signora che voleva parlare, credo, con suo marito. Si chiama, e io ho detto, come si chiama? Antonio Testa, chi è? E non ti manca il telefono a te? Non ti manca il telefono a te? Scusami se mi sono permesso di rispondere. Bene, agli ordini, signor segretario. Preghiere, Presidente. Non è facile, vi giuro, sono emozionatissimo. Io voglio partire innanzitutto ringraziando prima di tutto chi si è confrontato, e quindi Nicolò in testa, insieme a Borghesi, Castellarin, Scalera. Io a Nicolò dico subito, perché l'avevo detto già prima, non sapendo dell'esito nei giorni passati: voi non siete il 30%, Nicolò, siete il nostro partito.
Questo noi non intendiamo. Noi non intendiamo lavorare in una logica di maggioranze e minoranze. Noi vogliamo lavorare insieme perché, dicevi bene tu, fuori da questa sala dobbiamo fare vedere che Italia dei Valori è ancora veramente grande. Un grazie di cuore anche a tutti quelli che mi hanno dato una mano sui territori che ho incontrato, i comitati, gli amici, li voglio abbracciare tutti, è stata un'esperienza straordinaria che vi aggiungo, voglio ripetere, per cui vi rovinerò anche le prossime vacanze perché voglio riscendere sui territori per riprendere quel percorso di ascolto, perché abbiamo detto ma dobbiamo farlo, dobbiamo partire proprio dalla base. Quando ho parlato di quella piramide invertita io ci credo veramente, una piramide che dal basso spinga per fare in modo che in alto ci siano vere proposte per il Paese, perché questo noi dobbiamo fare. Un grazie di cuore al mio garante, adesso lo devo fare perché non l'ho fatto prima, perché non bisognava toccare i garanti, no? Sostanzialmente, perché dovevamo svolgere il loro ruolo, ma Gian Maria, grazie, hai svolto un lavoro straordinario e ti sono veramente riconoscente. Un grazie di cuore anche perché è un distacco, no? Perché un grazie di cuore alla mia metà, o meglio al mio mezzo, no? Perché abbiamo fatto quell'ufficio 1 mezzo e mezzo, dico, e quindi voglio ringraziarlo per un'esperienza straordinaria che abbiamo fatto insieme e per il lavoro che ha svolto. Grazie a tutti i ragazzi della segreteria che ha dato una mano, l'ufficio stampa, tutti quanti, ci vogliamo tutti, dobbiamo essere veramente una grande squadra, è quello che ho detto e quello che voglio fare. Non dobbiamo essere un'elite, una classe dirigente, ma una squadra perché tutti dobbiamo vincere. Dobbiamo ripartire dalla nostra storia, dobbiamo ripartire dallo spirito di San Sepolcro, dobbiamo ripartire dal momento in cui eravamo il partito della legalità e della questione morale, perché questo dobbiamo essere, tornare nuovamente nel Paese, in un Paese che ha bisogno di legalità e di morale, considerato i vari casi, da Firenze a Palermo, chi più ne ha più ne metta, oltre i processi berlusconiani. Legalità, morale. E devo aggiungere anche, dobbiamo puntare, aprirci all'esterno, cominciare nuovamente a parlare a testa alta, prima di tutto fra i cittadini, in piazza, tra la gente, perché con quelli che dobbiamo confrontarci, ascoltarli e proporre. Grazie anche al contributo di tutti quelli che hanno dato la disponibilità a essere nei nostri laboratori, ma non sono chiusi, sono laboratori aperti, lo voglio richiarire, quindi non si sentano da soli, ma devono coinvolgere tutti in quell'anagrafe delle competenze. Un Paese che noi vogliamo diverso da quello che c'è oggi, un Paese che noi non vogliamo con una persona come Berlusconi al governo e con un centrosinistra che glielo consente. Noi vogliamo un Paese diverso, un Paese dove sia netta la distinzione tra chi governa con un obiettivo, la solidarietà, l'equità, il lavoro per i più deboli e non i vantaggi per i più forti. Ci sembra che in questo momento questo governo stia facendo soltanto o poco o vantaggi per i più forti. Dobbiamo riaprire il dialogo, questo dialogo all'esterno dobbiamo ricucire, dobbiamo ripristinare i ponti, ma non per andarci a sedere da qualche parte, ma a testa alta per andarci a confrontare. L'abbiamo fatto nel tempo, l'abbiamo fatto con la nostra storia, con i referendum, acqua pubblica, nucleare, legittimo impedimento. Porcellum c'è ancora, non è una battaglia finita, è una battaglia da fare. E una battaglia che io vorrei fare è quella di bloccare una volta per tutte questa nefanda attività dello Stato come Stato biscazziere, questi giochi di Stato che stanno distruggendo la nostra comunità e che rubano dalle tasche dei cittadini 75 miliardi di euro. Questo è quello che noi dobbiamo fare, dobbiamo farlo tutti insieme. Io sono convinto che da qui si riparte. Un grazie. E a me dispiace che il Presidente Di Pietro, perché il Presidente Di Pietro, sia chiaro, su questo non ci sono dubbi, che il Presidente Di Pietro si sia seduto tra il pubblico. Io credo che il Presidente Di Pietro o mi sta a fianco o io, Presidente, mi dimetto, sia chiaro, lo faccio subito. Quindi per cui
sarei il segretario più veloce della storia, perché poi... E credo che se siamo qui oggi, nonostante tutto, nonostante le difficoltà che non ignoriamo, perché da quelle che dobbiamo partire per evitare di ricrearle, di ricommettere gli errori che abbiamo fatto in passato con grande rigore, dobbiamo una sola persona, l'impegno di tutti sicuramente, ma una persona che si chiama Antonio Di Pietro. Tutti... Non vi posso garantire che non sono invidioso, anzi, dico, quindi la squadra, possiamo fare salire tutti. Bene, allora, presentiamo la squadra a questo punto. Giusto, l'avevo anche dimenticato, devo dire, avevo l'emozione. Allora, io chiedo alla squadra di salire, ma per presentarla, Caterina Pace, consigliere provinciale a Napoli, responsabile delle donne in Campania, medico. New entry in squadra, new entry nel senso in ufficio di presidenza. Nino Pipitone, che non vedo, dov'è? Nino Pipitone, medico anche lui, consigliere regionale in Veneto, ma me lo sono perso. Dove sta Nino? Arriva, con calma. Dov'è? Eccolo qua. Certo, se cominci con i ritardi, si vede, guarda, non possiamo... E devo dire sinceramente, non so se sia qui perché è rimasto forse in Puglia a lavorare, non c'è Luciano Pisanello, 27 anni, consigliere comunale a San Giorgio Ionico, un giovane dell'Italia dei Valori. Di Taranto, San Giorgio Ionico, Taranto, va bene, così evitiamo perché ci sono i tarantini. Poi io, se ci sono, chiederei anche a chi dà una mano ai laboratori di salire. Pierfelice Zazzera, Federico Palomba, Paolo Brutti, Antonio Palagiano. Se ci sono, io vi prego di salire. Sabrina Freda, Barbati, non so chi c'è, chi vuole può salire. Io credo quello che vogliamo dire e voglio dirvi, io sono veramente emozionato, giuro, non mi aspettavo un'emozione simile. Mia moglie arriva anche la moglie, dai, questo qua, arriva anche la moglie, quindi allora mi emoziona anche l'estero, dai, anche Angelo. Qua. Eccoci qua, io spero, se c'è qualche altro della squadra che salga, ribadisco, la squadra siamo tutti quanti, non è solo questa, siamo tutti quanti, questa è la nostra squadra, con questa dobbiamo ripartire. Voglio concludere intanto con un buon viaggio a Margherita Hack tra le sue stelle, perché voglio dirvi, cominciamo a lavorare da subito, non abbiamo tempo da perdere, l'ho detto durante il giro in camper, oggi abbiamo un momento di attenzione, o abbiamo la capacità domani mattina di ripartire dal territorio tutti insieme o rischiamo di non farcela. Siccome sono convinto che ce la facciamo, ci abbiamo creduto tutti e ci crediamo, io credo che da domani tutti insieme faremo sentire ancora una volta forte e alta la voce dell'Italia dei Valori e sventolerà ancora una volta sulle nostre piazze la nostra bandiera. Grazie a tutti. Ciao.